Un sogno che si realizza per la doppia veste, sia come amministratore che come tifoso, quindi un agrigentino puro sangue finalmente riesce a ottenere dopo 70 anni un sogno che tutti gli agrigentini agognavano, vale a dire quello dell'impianto di illuminazione. È stato un iter difficile, però alla fine è fatta. Oggi per me è una grande gioia, ma già questa gioia è venuta qualche settimana fa quando è venuta a firmare naturalmente i fondi di coesione Giorgia Meloni. Perché? Perché finalmente siamo riusciti a portare un'opera importante ad Agrigento, che è l'illuminazione dello Stadio del Seneto. Per 70 anni ci hanno provato tutti, non ci sono riusciti, abbiamo avuto la fortuna e veramente la fortuna e la capacità di programmare questa grande infrastruttura. 4 anni fa abbiamo iniziato con l'amministrazione Micichè e l'allora assessore Ciulla a presentare il primo progetto sull'illuminazione, poi ci fu uno stop dovuto alla caduta del governo, con il governo Meloni, ripeto, e subito il governo Meloni ha dato forza ai fondi di coesione, ai progetti che andavano fatti soprattutto per il Sud Italia, e Agrigento è stata beneficiata perché aveva il progetto già pronto, il progetto esecutivo, è stata beneficiata di questa grande infrastruttura. E poi da tifoso, da sempre si parla dell'illuminazione, finalmente oggi avremo l'illuminazione, entro il 2025 lo Stadio del Seneto verrà illuminato e finalmente potremo togliere quella bruttissima frase che potete trovare su Wikipedia, e lo dico sempre, dove c'è Stadio del Seneto, unico stadio in Italia a non avere l'illuminazione. Finalmente toglieremo un fattore negativo che riguarda la nostra città e metteremo un fattore positivo: Stadio del Seneto, stadio illuminato. Sindaco d'Agrigento Franco Micichè, allora finalmente lo stadio si doterà di un impianto di illuminazione. Ecco, vogliamo sapere i tempi tecnici di realizzo. Sì, finalmente è una svolta epocale per la nostra città, per il nostro stadio. Dopo 4 anni di lavoro intenso, di progettazione e anche di avvicendamento dei governi regionali, finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie ai fondi di sviluppo e coesione. Per quanto riguarda i tempi tecnici, purtroppo non so dare delle date ben precise, perché è un lavoro poi che dovranno fare i miei tecnici dell'ufficio. Scusate il gioco di parole dell'ufficio tecnico, incaricherò quindi sia gli assessori al ramo che anche gli ingegneri e i geometri che avranno questa incombenza. Penso che comunque non deve assolutamente superare il 2025.